con il direttore generale Giovanni Bolzan. Giovanni, cosa è successo in settimana in qui a Vittorio Veneto? È stata una settimana sicuramente particolare e che non mi era mai capitata, tra virgolette. Sono un bel po' d'anni che faccio il dirigente. Per la prima volta abbiamo dovuto pensare a sostituire un tecnico perché in settimana, mercoledì, mister De Biasi ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. E questa è una sorpresa? Sì, una sorpresa, ci è colta un po' a sorpresa perché nulla dava a presagire questo. Comunque, come nello sport come nella vita, dimentichiamo il passato e vediamo di porre le basi per il presente ed il futuro. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Dario per lo strepitoso lavoro che ha fatto in questi 2 anni e mezzo che ha collaborato con noi. Non è una frase di circostanza, ma i risultati parlano per lui. Ha ottenuto un risultato storico, il migliore in assoluto nel settore giovanile, arrivando primo in campionato con la Primavera 2 anni fa. Ha ottenuto il secondo miglior risultato della storia della Permac Vittorio Veneto l'anno scorso, arrivando secondo dopo un bellissimo campionato, secondo solo una corazzata come il Sassuolo. Ecco. Oggi in panchina c'era mister Sergio Fattorel, è un traghettatore o sarà il nuovo tecnico del Vittorio Veneto? No, ha coperto la normale amministrazione fino ad oggi. Le capacità di Sergio sono note e lo si è visto anche oggi, una partita che ci ha visto in difficoltà nel primo tempo, anche forse per lo scombussolamento della settimana, ma che nel secondo tempo ha saputo reagire grazie anche alla carica di Sergio e abbiamo ottenuto un importantissimo pareggio che vale come una vittoria contro la più bella squadra che ho visto fino ad ora. Quindi da qui ripartiamo. Da martedì ci sarà una nuova guida tecnica. E qual è a sto punto? Sì, la scelta penso sia quella più la migliore in assoluto per la squadra, per le ragazze, per la società. Non ti nascondo che le opzioni erano diverse, ma la maggior parte forse erano legate esclusivamente al mondo maschile, quindi noi non avevamo il tempo per poter dare a una conduzione tecnica che non conosce il mondo del femminile, quindi abbiamo fatto la scelta più logica e migliore possibile, perché secondo me abbiamo preso uno dei migliori tecnici nel mondo del femminile, che ha ottenuto risultati importanti, che tra l'altro quindi conosce l'ambiente, conosce le ragazze perché diverse le ha allenate, conosce questa squadra perché quest'anno è venuto diverse volte a vederle giocare, e quindi il nuovo allenatore sarà Fabio Toffolo, ex allenatore del Pordenone, e come alla Raffaella Carrà esordirà proprio domenica contro la sua ex squadra, quindi esordirà proprio contro il Pordenone, quindi anche dal punto di vista del gossip per voi giornalisti sarà una settimana da poterne parlare ampiamente. Ecco. Giovanni, per quanto riguarda il campionato, domenica c'è stata una battuta d'arresto importante a San Bonifacio, oggi un punto solo, c'è proprio da ripartire allora? Ma sì, da ripartire dai lati positivi. Battuta d'arresto a San Bonifacio, giocando forse una delle migliori gare, poi gli episodi ci hanno penalizzato. Oggi la squadra ha dimostrato di esserci, perché a differenza di tutte le altre partite dove noi i primi tempi abbiamo dominato, nella ripresa abbiamo sempre sofferto con tutti, oggi abbiamo dimostrato il contrario e la reazione è stata eccezionale. È un pareggio che vale come una vittoria, anche perché sotto di 2-0 abbiamo fatto 2 gol e abbiamo creato un altro paio di occasioni che sono sfumate per poco, quindi direi che da queste basi ripartiamo insieme al nuovo mister per provare a centrare gli obiettivi di questa stagione.